Probabilmente se non mi avessero detto che era la Guardia di Finanza avrei pensato che era la Guardia Forestmare. I see you walk out of the shade. Oh yeah, came out. Ooh, it's in the past now. Oh yeah. Ma buongiorno compari e benvenuti nell'episodio numero 31 di Sisi's Journey. Ma chi abbiamo qui? Buongiorno, oggi siamo a Palma di Montechiaro, la città del Gattopardo e del suo scrittore. Oggi ve la faremo esplorare, ma vi faremo esplorare anche i dintorni che sono davvero fighissimi, quindi venite con noi. Partiamo con il video. La prima tappa di oggi è la chiesa di Santa Maria del Rosario, che è una cattedrale fighissima, simile a quella di Modica, dove siamo stati tanto tempo fa. Ah sì? Sì, molto bella. C'è la scalinata che è fighissima. Però in lontananza vedo un palco che secondo me rovina molto il... Secondo me, ragazzi, stanno organizzando la fiera del paese. Signori, siamo appena entrati nella chiesa, esternamente perché è chiuso ovviamente, e il 4 è scritto giusto, quindi a Palma di Montechiaro erano abbastanza studiati. C'è da scrivere i 4, al contrario di Ficuzza e Caltanissetta, che vi consiglio di andarvi a recuperare. È davvero mastodontica e imperiale, passatemi il termine. Un'altra figata incredibile di questa chiesa è che c'è un altro orologio nella parte destra del campanile e praticamente è fatta per far guardare l'orario alle persone che stanno qui in modo agevole direttamente dal balcone. Quindi probabilmente loro non hanno orologi a casa ma hanno questo bellissimo orologio attaccato alla parete della chiesa. Adesso scendiamo alla mega scalinata per dirigerci al giardino di Tommasi. Per chi non lo sapesse, i Tommasi sono i fondatori principali di Palma di Montechiaro e hanno proprio un giardino dedicato, pensa tu che lusso. E Tomasi di Lampedusa ha scritto anche il famosissimo romanzo che poi divenne film, Il Gattopardo. Film di 3 ore, potete trovarlo anche su YouTube, vi consiglio di recuperarvelo perché è davvero un must have. D'accordo, Matteo, sarei tutto onorato, ma il Gattopardo l'hai letto? Io non l'ho letto, A differenza mia, invece. ma ho visto uno spezzone di 6 minuti su YouTube. Io invece l'ho letto tutto, ragazzi, un libro Quante pagine spettacolare. sono? Ehi, Serve un cavo SATA. cosa? Serve un cavo SATA. Ragazzi, troviamo l'eroe che ha messo il caposata in mezzo a questa arte. La cosa più artistica che c'è qua comunque. Posso dire che ingresso gratuito ad un palazzo ducale mai visto, quindi è totalmente gratuito. Voi entrate, parlate col vecchietto all'ingresso che è super simpatico perché non ci ha detto niente, e entrate direttamente e siete già nel palazzo ducale di Palma di Montechiaro. Ma
voi lo sapevate che il dilemma dell'uomo è Amadeus? Ciao Amadeus. Signori, qui abbiamo davanti il motivo per il quale la città è la città del Gattopardo. Oltre al film, lo stemma della famiglia Tommasi raffigura proprio un gattopardo, in stile stemma della Peugeot, però con un gattopardo. Baby, on the 4th of July, when all the colors would fly, we watched the flames in the dark, down by the fireside. Run like chasing the moonlight, no one could catch you. Fell into the waves of July. I heard you laugh and you cry. You hid your face in the stars. Oh, what a pretty disguise. Ragazzi, ma che figata è il tetto così? Giuro che a casa mia lo faccio così. E ce ne sono ben 2 di tetti così. Questo secondo me è ancora più bello. Davvero, ragazzi, bellissimo. Non so se si è capito dalle riprese, ma le stanze di questo palazzo erano definite dai tetti, sono tutti diversi e ogni tetto ha il suo motivo. Quindi girando per il palazzo capite ogni su per giù, se siete studiati non come me, capite su per giù ogni stanza che ruolo aveva all'interno della magione. Ma adesso salutiamo questo fantastico palazzo, davvero imperdibile se venite qui, perché gratis, capite bene che è fantastico, e ci dirigiamo verso... Non lo so, ora vediamo. Non lo so, vediamo. Mamma mia, che cosa brutta essere Matteo. Run like endless horizon. No one can touch you, baby. On the 4th of July, when all the colors would fly, I saw the lights in the dark reflecting out from your eyes. Let's go and be alone. Signore, sai cos'è questo? Il monastero delle Benedettine. Bravo, sai leggere su Wikipedia. Ma sai perché cos'è importante? No? È importante perché tanti anni or sono ha annesso quel bellissimo palazzo ducale che abbiamo appena visto. Ok. Non lo vedi già con un occhio un po' diverso? Diciamo che questa notizia mi ha svoltato la giornata. Praticamente delle Benedettine che comprano un duca. Diciamo che abbiamo appena finito di esplorare Palma di Montechiaro. Davvero carina, ma la parte bella arriva adesso. Però si è fatto una certa, ci andiamo a rifocillare. Andiamo a mangiare. Esatto. E partiamo all'avventura per le cose fighe di questo posto. Sì, dopo aver mangiato. Benvenuti a Marina di Montechiaro. Adesso andiamo a mangiare. Location dove mangeremo? Assolutamente, location bellissima tra l'altro. Ci siamo appena seduti da Sale Marino, davvero location top. Siamo seduti fuori con vista mare e adesso diamo un'occhiata al menù che sembra davvero super invitante. E stiamo scroccando la corrente. E mi sono dimenticato anche il cappello. Niente di strano. Il menù abbastanza fornito, ci sono un sacco di cose, soprattutto chiaramente mare, ed è quello che faremo noi. Adesso decidiamo. Il sommelier ha scelto? Sì, abbiamo scelto ragazzi, allora prenderemo 2 antipasti e un secondo, ma che trasformeremo in un antipasto e 2 secondi praticamente. Nello specifico un antipasto sale marino, una frittura di pesce e poi del tonno in crosta di semi di rino con cipolla rossa di Tropea. Ho un hype medio-alto. Che gentili proprietari Ragazzi. del locale. Ci hanno portato delle panelline di benvenuto. Certo, buona, molto buona. Buona, vero? Ora procederò anche io con l'assaggio. Ragazzi, mentre Peppe si emoziona con la MotoGP, io vi dico che anche lo stecchino è edibile. Perché è fritto insieme alle panelle. Una figata. Sembra davvero buonissimo questo antipasto. Semplicemente Un po' c'è scritto che era pochino. per 2. Però vabbè, vediamo. Tanto fortunatamente a Matteo lo steak non piace, quindi zero problemi sotto questo punto di vista.
Beh, direi che il primo piatto è stato spazzolato. Ora aspettiamo il resto. Ecco qua ragazzi, siamo al sushi di Palma di Montechiaro. Spettacolo, ragazzi. Davvero bellissimo, una cosa fighissima. Chiquenda è bellissima. E poi un fritto misto di pesce bello. Davvero molto buono. Non è il classico tonno per come ve lo aspettate, ha un sapore davvero molto particolare, ma davvero molto molto buono, senza dubbio. Ha ragione. Non ti sembra di star mangiando tonno, Però è ma nel davvero senso buono. positivo del termine. Davvero buono. Ci siamo appena usciti, siamo abbastanza sazi, conto pagato dal signor Matteo. Matteo Dei. Matteo Dei, 70 euro, quindi vedete voi. Però il proprietario del locale era Vedete davvero del simpaticissimo. Del locale simpaticissimo e soprattutto i prodotti erano davvero di altissima qualità, quello assolutamente. sicuramente nulla da dire. Però stiamo sfruttando chiaramente la location, perché la location non è per nulla sottovalutare, ci stiamo facendo un giro a Mario. On the outside, looking in, I really wasn't sure what I was getting. Between the high waves on the sea, waiting for something to get to me. I wasn't sure what I was hoping for, you see. But you act like gravity and you. Stiamo lasciando Marina di Montechiaro, che è stata davvero una tappa estremamente rilassante. Il lungomare è bellissimo, poi ci siamo Bagnata sicuramente. bagnata, siamo abbastanza sudati. Adesso invece, dopo esserci asciugati la schiena nei sedili della macchina di Matteo, E essermi ricongiunta il mio cappello soprattutto. esatto, andiamo al bellissimo castello di Montechiaro. Ok, sbremma. Signori, dopo essermi ricongiunto con il mio amatissimo cappello, siamo appena arrivati al castello Chiaramontano. What it was telling me, like Robert Zimmerman singing a song. Just gotta keep on keeping on. Oh, siamo appena arrivati in cima, però prima di entrare stavamo osservando quanto è bella la spiaggia delle Sirene, che si può solo vedere perché è impossibile da raggiungere a piedi o in macchina, perché si trova proprio subito dopo uno strapiombo e si può raggiungere soltanto con la barca, difatti è pieno soltanto di barche. Allora, indovinate un po' cosa è successo? Inevitabile? Chiaramente, chiuso. Però la vista comunque ne vale assolutamente la pena. Credo che è arrivato il momento di salutare questo fantastico posto. Addio. Torniamo alla macchina perché abbiamo l'ultimo spot da farvi vedere. Allora ragazzi, siamo nel nulla cosmico e Matteo sta per rischiarci la macchina praticamente, perché la strada Non esiste. non esiste A praticamente. causa dei carri armati ci hanno spiegato. Vabbè, da prendere con le pinze questa informazione, però questo è ok. E cosa dire? Cioè, Se avete una macchina bassa non venite e soprattutto procuratevi una Panda. La vera domanda è: ci sarà una macchina più bassa della Giulietta? boh, Se c'è mi chinerò a cospetto del proprietario. Comunque, se vi può interessare, le macchine più basse c'erano e come? C'era un Serie 1 super mega settato. Concordo davvero. Mamma mia, quindi in realtà oggi abbiamo scoperto che non è Matteo che è forte, siamo noi che siamo attorno, che siamo troppo scarsi e quindi facciamo sembrare lui molto forte.
Ragazzi, siete pronti? La Sicilia. I saw the ending before the movie was done. I got thick skin because I've been burned before. I got baggage that you don't know of. Learn the hard way not to trust anyone. I'm not letting anyone get too close. I'm a wild one, I'm alright, love on my own. You probably think I'm hurting, but darling, I'll be fine. It's just a little heartbreak, and heartbreak fades with time. Sicuramente qualcuno di voi si sarà chiesto, ma questa struttura che stiamo vedendo da tipo l'inizio del video, cos'è esattamente? Beh, ve lo spiego subito. Dovrei aver letto che è un'ex struttura della Guardia di Finanza. Beh, diciamo che non se la passavano proprio male. Right. But cowgirls don't cry. Ebbene compari, purtroppo siamo arrivati alla fine anche di questo 31esimo episodio, ma penso che questa sia una delle chiusure più belle che abbiamo mai fatto, davvero un panorama incredibile per... Dopo quella in mezzo alla strada. Dopo quelli in mezzo alla strada, certo, chiaramente, peccato, torneremo presto. Comunque, è una tappa che davvero ci ha sorpreso sotto qualsiasi punto di vista perché sapevamo fosse carina, ma non a questi livelli. Consigliatissima chiaramente, con tramonto obbligatorio da fare in questo spot magnifico. Una piccola scala dei turchi? Una piccola scala dei turchi. Prima o poi arriverà anche quella, ma Mai. mai. Beh, detto ciò, direi che per questo video è tutto. Noi ci vediamo tra altre 2 settimane. Vi ricordo di recuperarvi gli altri episodi. Alla prossima. L'abbiamo fatta a piedi, ragazzi. Così. Stiamo morendo.